che sei, infatti. Ma sì. Ma di stato che faceva io? Ah, buonanotte ai doli. Bellissima. Feci vedere un po' di cose vecchie dal computer, ma mi piace. Da solo. I doli che sono dentro. Stavo di capo un ghiaccio in giro. Ci si dormisco in zodel. Zodel, ciccino zodel. Ci fa buonanotte che zodel. Ma che caffè L'ho con fatto da solo. C'è dice finiti in forca, se da cocchi pomodoro, solo a froscia. Questo è uno delle a me piace più questo. Con contromessi cicci, capace solo in bici, se tanto che da weed, che tanto postamo, se fracca una pensione, passate un milione, ce lo chiede a tu cilindri, ogni tempo vuole una spinta a te, ma non si trova una parte. Ma ne chiamate le spazzelle a foscia quelle cappucce ma non mangiarsi. Voglio una patente, un letto in cravattette. Volosamente domani di tu stai inviate. Non costa bene, come lui, una rumenga per mi viva. Poi se lo loro. Prende il treno. E l'ora che mangia, non può che retrare, ma se ta come non può, che non fa medaglione. Non chiedermi in da c'è, 18, 19. che per domani sono molto, immagina cocchi dove va a te. Ma non si trova una parte. Dane chiamate le spazzelle a foscia quelle cappucce, ma non ti ingozza. Buongiorno. Oggi calmato, piace educato. E oggi sto un po' arrabbiato, no, più che arrabbiato, un po' deluso, ma deluso. Buongiorno ragazzi, ma io non è che ti puzzate la No, cassina. zio, tanto lo vinciamo lo stesso, io non ho paura del Napoli. Però è vergognoso quello che è successo ieri, basta. Cioè, chi si deve, per non vedere Senza passione. sì, è quello che ti dà fastidio, se tu giochi la partita, io onore al Napoli, io credo, onore al Napoli che gli sta a mettere un pap, perché già muoio che ha fatto un campionato, ecco perché onore al Napoli, perché sta facendo una grande cosa il Napoli, una grande cosa, al di là degli sfottoi, delle chiacchiere, il Napoli sta facendo un'impresa a dir poco eccezionale. Mi sembra che chi dice 40 ore. E infatti. Mi sta spremendo, perché sta come nelle seconde. La Barça. Se mi sa straffe. C'ho perro, c'ho cose. Con calma, ragazzi, buongiorno, good morning. 19 aprile. Sì, 19 aprile. Un saluto a Enzo Delvi, l'amico mio. Tutta la locandina, Enzo non è messa la locandina, però mi raccomando, andate tutti alla serata di Enzo. Ha detto Delvi. che non ti vota, ha detto, te lo dico Pazienza, subito. Ha detto, sopravviviamo lo ha stesso. detto, visto che tu non l'hai messo la locandina, e lui se ti candidi, non ne avrai nessun voto. Ma io. E fa bene, e ci pagherei. Se ti dà la locandina e non la metti, cioè, è come se io ti dico che ti voto e poi non ti voto. Cioè, come ti sento, Allora, dai zio, dai, che certe volte allora, ti spurata a neve, ma scemi, ma le portiamo. che tu sei delinde, che la zitta A Cindaci. va. Andate tutti alla serata di Enzo Delvi. Dove il 28. Che se ne ha chiacchiera che sta a 10 minuti. E allora ragazzi, buona giornata, buongiorno. Ma io voglio sapere una cosa. No, cioè, scusa, quando io vedo le palme sullo sfondo, veramente è pazzesco. È vero. E io stavo dicendo, ma ragazzi, ci rendiamo, footing.
Una ciappita no, no, complimenti comunque, voglio complimenti. stanno bene imbacuccati, Complimenti davvero. questo contro senso, cioè sembra l'aggiunto, cioè veramente. La mattina si può. Monsignor Di Miccoli, Uzei, un bello boost. La mattina, ecco. Stavi dicendo allora? No, vedi, sto avendo questo, cioè, ho avuto questo pensiero proprio quando piove l'ultima volta. Cioè, ma essere le macchine piene di terra, ma come mai questa cosa? La sabbia del deserto. Non era la sabbia, La sabbia rossa, mi dici che in Sicilia effetto pesa la bestia. è vero? Ma se il vento la porta qua, o carana, cammina, come elementare, una volta che va sospesa, vai. Certo. Ecco ragazzi, cioè a me non me ne frega niente di Lello il Rosso, non me ne frega niente di Franco Di Miccoli, mi interessa stu sole ste palle. Ehi, spettacolare, bellissimo. Andate Grazie Barletta. andate alla serata di Enzo Dello. Che giorno è? 27? Sì. Aprile 28, Venerdì capo, no, due là. quindi 27. La Barletta. 100.000 voci che voteranno Franco Di Miccoli. Vai, vota e fate votare Franco Di Allora, Miccoli. Chicco di Cittoglio, ma nemmeno. Disse, lo vedesti ieri? Lo Sì, incontrasti? sì. Disse, dove sta? Al telefono, ci siamo incrociati. Possiamo andare? Sì, dai, sì, ho te pieno un po' che frisono, manneggiata. Devi leggere il gioco. Sotto elezioni sono un po' teso. manneggiata. Che sia dove assessore? Che sia dove sindaco? No, sindaco la prossima, questa assessore la prossima sindaco. Una cosa a volta, brick by brick. Mager, che mattai Cristiano. Anche se Ci vuole qualcuno che veramente capisce le cose. Che ci capisce. dedichiamo alla cosa. Soprattutto dicono urbanistica, ma venuti seri? Sì. Urbanistica, lavori pubblici. Prima di pensare al PUG, al CIUB, PUG, PTP, tutte queste cose adesso, bisogna pensare a sistemare Beirut. Ci sono delle cose che sembra Beirut, cantieri aperti, cantieri sospesi. Antes che arriva l'estate, ma vedete. Il sottopasso via in Audi, non si sa più niente, Madonna mia. Il sottopasso di via Andrea, Quelli zero. che abitano là, veramente. Ma ti sei impazzito, Sono c'è la fila incazzatissimi. là. A me mi hanno detto anche di andare a fare una passeggiata al cimitero, dice che al cimitero un'anziana donna è Sì, caduta perché c'è. la scuola che dà. A parte la scala anche c'è che le buche anche là, e c'è cose, ma c'è cose. Tu passi a casa che ho visto una cosa bella. Sì, no, prima c'è un'azione, se come si No, la fotografia, sì. Se posso fare, mi autorizzi a mettere nella foto del manifesto la fotografia tua, quella delle barche? Come no? Voglio fare una foto là davanti. Ci mancherebbe altro. C'è questa strada legalmente. Ma c'è sbagliato. Ecco. Ma ambrugliato la capa, ma ambrugliato zio. Fondo per... Ah, ecco. Cioè voglio fare una foto con queste barchette, eh? Sì. Dai, non fai col rosso, tanto non c'è nessuno. Ciao Vicky, ciao Ciccio, le palme mi piacciono assai. Ciao Ciccio la notte, tutto a posto, le ma palme non sono zero Ciccio la notte. Vai verde, vai. Quindi faccio una foto con lo sfondo, non lo posso fare? Dice bella due, ma è che scaletane così, riesci a fare Con braccetti. però non si fa così, dai. Ma metto un cartello, ecco, la prima cosa che farò, zio, mettere un cartello là, posto riservato all'Elio Rosso. Ah, che è bella cosa. Io ci dice che sta chiuso. Vediamo di no. Posto riservato, vedi, è entrato quello con la motoretta, vai. Ma non che la bicicletta. Ah, mi dice c'è spettacolo, ragazzi. Ragazzi, Di cosa state a parlare? deve sapere, Bellissimo. Qui si fa pure su un bridge.
Ah, ma perché si tacca sì? Oh, rispecchie. C'è pure su per due, si mette a fuoco. Sta accelerato. Madonna, io non sapevo. Sabino di Cataldo, ciao! sapevo. Mi raccomando, Cioè, mi raccomando io a nella tutti, testa- fate i io bravi. nella testa dei parlettani, non lo so. Ciao ragazzi! buongiorno. Oggi si esce, vedi come escono oggi, vedi? Alla grande, vedi? Ah, che paradiso questo E posto. con questo male è logico di riuscire, riesce a perdere. L'America, ma c'è bestia. No, credo. Domani con calma andiamo là, facciamo tutto. Ci aspetti, ma c'è pure Posso fare questa? Io voglio fare una fotografia o con questo sfondo, o con quello tu. Tu mi autorizzi? Oppure solo le tue le fotografie? Sì, autorizzo tutto. Mi raccomando, andate al concerto di Enzo Delmi il 27 febbraio. Ma ecco, ciao ragazzi. Bellissimo. Ve sapete, Ecco perché bisogna essere riconoscenti nei confronti di Barletta. Perché Barletta ci ha dato buongiorno tanto. Angelo Moderisi, ci sta Angelo? No, oggi, scusa Angelo, oggi faccio un salto da te. Non sto scherzando, devo fare una fotografia, i capelli stanno male. Buongiorno. Angelo, a che ora posso venire? Angelo? No, adesso vediamo se risponde. Veramente. A disposizione. Ma lei è vicino a mia madre, perfetto. Bello il campanile, un campanello. Racconta che la stiamo nel sedere, guardate chi non ti sei. Ecco, buonasera. E sa che sarà busciate, lei sa porsi cose. Lei sa Scusa, porsi. quando verrai sul palco assieme a me? E dici che si trabuscia chi che fare che le cose. Allora il palco per il discorso della candidatura deve essere resistente perché sopra staremo io, Bello e Rosso, Enzo Delmi. Facciamo la presentazione, tutto a posto. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Bello oggi, rilassato. Mi piace quando stai così perché io stamattina sono leggero, cerchio la testa. Invece perché- però hai visto domenica, che mi avete non rilassato. Dai, non pensarci più ormai, dovete pensare all'anno prossimo, quest'anno ormai è andata. È giusto per tenere in vita. Zio, a Foguaglione sera, zio. L'inno, che inno devo scegliere? Ah no, questo devo chiedere a Enzo Delmi. L'inno lo sceglie Enzo Delmi. L'inno lo sceglie Enzo Delmi, lo sceglie. In maniera tale che la musica sia trascinante, un inno, capito? Ah, quindi mo è diventato adesso. Ah, proprio controsenso adesso. Sì, ora non puoi andare più. È buone feste, sì. Buone feste, ciao. Oh, capo, ma metti pure a Francesco la notte, Sì, per so forza. po' pelca. Ci vuole andare a Roma, un guagnolo. Stai sempre a fare che? Sì, ma fate non sei che... metti. A da ti metti su, da Franca Ah, però tu, questo. e a Luigi. È scelto l'ufficio. È puntata che danno suo ufficio. Dobbiamo vedere le cose del castello, che ieri si sono visto. Leila! Buongiorno, nata avuto a Demisare, che la guardi. Non perde neanche. Non perde neanche. Ma basta una telecamera. Una telecamera che gira, fai 50-60 minuti al giorno. E tassi sto È pagata la luce. Questa è la salita, questa vedi, devo vedere. Ah, e poi devo dimagrire, Non è che posso andare a fare il discorso. No, Donato, non si può entrare nel porto, ormai non è più come una volta. Però se chiediamo ci fanno passare. È logico, ma c'è foto, a vedere i colombi, per dire i piccioni. Io sull'altra sponda, Lello, e vai. Bravo. Dove vai? Meglio che prendiamo tutte le sponde, tutto, no ma stando iaia. Vedi l'elettra, vieni a vedere cosa sta combinando Giusy Caroppo, vieni a vedere, bella cosa, le lettere giganti. Ma che cosa sono? Adesso ti faccio vedere, ieri me l'hanno spiegato, vedi.
fai una cosa veloce come rotta 725. Sì, basta che entri nel cancelletto con fetta. Oh, No, non si può entrare. sì. Guarda, stanno preparando una scena, vedi che sta aperta. Una bellissima scenografia, guardate. Government. Adesso la metteranno in piedi, mi dice che saranno tutte le lettere sul castello, sarà una cosa fantastica. A bene a giudicare Roppo, nonostante Chico, si ramesti. Oh, beh, e con questo, Vediamo a vedere man mano che lo sistemano, andiamo avanti. con Dai. questo vi salutiamo, vi auguriamo una bellissima giornata. Bellissima giornata. A questa cosa. Dai, zio. Bravissimo Ciccio. C'è dai, A Ciccio. Roma dice le chiacchiere stanno a zero, così si dice a Roma. Vedi? Attenzione attenzione con un salto. Vai ragazzi. Beh, buona giornata a tutti, buon giovedì e pure oggi mi ho fatto un lavoro giusto. Giovedì oggi. Io mi a fare io pomeriggio, che stavi in colloquio, io ci ho colloquio da manera. Beh, come va Rosa? Va benissimo, 7 e mezzo. Appunto. Se scopo, tutto. La gialli trosa pescare un po' pescano un po' E allora vi auguriamo una grande giornata. a tutto questo. Votate e fate votare, poi ve lo diciamo. Poi ve lo diciamo. Oh, attenzione a cosa facciamo aspetta. Poi ve lo diciamo. Poi Abbiamo ve lo, tempo, abbiamo 50 giorni, ve lo 60 diciamo. giorni. No, alle Angelo ha altre. risposto Angelo a fare la fotografia. Sì, ha detto che ci vediamo quando vuoi. Lasciamo in mezzo, dai. Dai, vedi dove sta. C'è posto, signora? Siamo arrivati. Siamo arrivati! Attenzione a cosa la moto. E allora? Beh ragazzi, può marciare No, via. io scendo subito perché Buongiorno ragazzi, Buona giornata a tutti. L'Ellurus. e Franco Di Miccoli. Ciao. Ciao! Un saluto a mamma Concetta e zia Franca e Luigi. Ancora qua sta zia Franca. Zia Franca va a stare fino a ottobre. Buonasera. Ciao zia! Però è autonoma, non crea nessun problema. Niente. Zia, vedi qualche cosa buona. Ciao.